1° luglio, giorno dell'anno solennemente dedicato alle grandi partenze turistiche. Stamane, nelle principali arterie stradali delle province di Treviso e Venezia che portano direttamente alle località balneari, il traffico non era poi così intenso. Superiore sia il normale, hanno specificato gli agenti della Polstrada di San Donà, a causa del cambio di fine mese, ma tutto sommato regolare, scorrevole e disciplinato. E queste immagini, registrate stamane alle 10:30 da Porte Grandi a Caposile, rendono bene quanto detto dagli addetti ai lavori. Traffico regolare anche nell'autostrada A27, così pure in tutta la provincia di Treviso, notoriamente conosciuta come zona di transito di turismo che si orienta o ai monti o al mare. Il vero grande esodo è previsto per la fine settimana. Soprattutto la giornata domenicale è indicata come la più calda di tutto il mese di luglio. Sarà un pomeriggio di duro lavoro, così sostengono sempre gli agenti. È per questo che in tutti i distaccamenti della Polizia Stradale Veneta si è già allerta ed è giunto personale ausiliario di rinforzo. La Polizia Stradale consiglia pertanto di non percorrere tratti stradali considerati strategici, come ad esempio tutte le strade che portano al mare o ai monti. Chi gode invece ottima salute è il turista già insediato nelle varie località balneari. Le immagini sono della spiaggia a noi più vicina, Jesolo, vedete, tutto pieno, tanta voglia di tintarella e problemi ovviamente lasciati a casa. Ed anche il nostro amico meteo ci dà buone notizie. L'estate è esplosa. D'ora in avanti saranno vacanze firmate. Estate è tempo di viaggi. A Venezia stanno approdando migliaia di giovani con lo zaino e il sacco a pelo, quelli che fanno inorridire Salvadori appunto. I più fortunati, quando trovano posto, vanno a dormire nell'ostello della gioventù della Giudecca. Questa struttura ogni anno ospita più di 30.000 persone. Fu aperto nel 1958. Un paio d'anni fa sono iniziati i restauri per adeguarlo alle norme antincendio. I lavori lo stanno trasformando in un ostello molto moderno e funzionale, all'avanguardia in Italia. Tra 2 anni saranno restaurate anche le camerate e sostituite con camere a 4 letti. Per dormire alla Giudecca bisogna essere soci dell'Associazione Internazionale Alberghi per la Gioventù. Si pagano 11.000 lire per pernottamento e prima colazione, 7.000 per un pasto. Molti di quelli che dormivano sotto le stelle avrebbero preferito riposarsi qui, però ci sono solo 250 posti letto, nettamente insufficienti per le esigenze del turismo giovanile a Venezia. L'Ostello di Venezia nel 1986 ha totalizzato ben 68.742 presenze. I primi sono i francesi con 16.400 presenze, seguono gli inglesi con 8.500, i tedeschi sono pochi, 5.970. Gli americani, pur in presenza di un calo del 30%, hanno fatto registrare 5.100 presenze. Pochissimi gli italiani, solo il 6% degli ospiti. I mesi di maggior afflusso sono luglio, agosto e settembre, con 9.000 presenze al mese. Con queste cifre l'Ostello veneziano è, nel suo campo, una potenza e riesce a finanziare, oltre ai propri restauri, tutti gli ostelli del Veneto. Feltre, Montagnana, Asiago riescono a vivere grazie ai soldi di Venezia.